Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Thank God it's Thank God it's Things are coming your way. I'll get somewhere tonight. It's the right time and place. So you baby for the very first time. Take my eyes off you, girl. You just you're the kind of love for it. Just have to be you, girl. I know this time I make all of my dreams come true. See the stars in his eyes, and that music in you tells you how you can find your way to paradise. Buongiorno Antonino, a te la linea. Oh, buongiorno cara Natalia, vedete abbiamo fatto il cambio dei macchinisti in anticipo oggi, siamo arrivati a Piazza Garibaldi prima, in realtà il cambio stavolta l'abbiamo fatto probabilmente all'altezza di Formia, un'ora prima più o meno. Allora, buongiorno, bentrovata, amiche, amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno pure a voi, buon pranzo, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna, questa è la puntata di oggi, venerdì 22 di agosto dell'anno del Signore 2025, abbiamo iniziato con il Love and Kisses, Thank God It's Friday 1978, grazie a Dio è venerdì, è proprio il caso di dirlo, domani invece ci sarà Matteo De Sio con la sua rassegna stampa, seguitelo, se no vi uccide. No, quello no, è una brava persona, garantisco io, è una brava persona, vi potete fidare. No, scherzi a parte, buon lavoro anche a Simone che coopera in plancia comando delle nostre magiche onde di Radio Libertà, 0292947222 il telefono è già aperto, 340 670 9659 se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi e poi come sempre vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, il secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, lo trovate tutti i giorni alle 15, sempre qui in radio, su queste nostre magiche onde, poi ancora trovate l'onda libera di Giulio Cainarca anche con l'irriverente supposta, fratelli e sorelle, e poi ancora
La rassegna stampa di Semivarin, che per questa ultima settimana davanti a noi, ancora altre 168 ore, sostituirò io. Videopillole e molta altra bella roba ancora. Capitaneria di Porto quindi si prepara alla sua ultima settimana di messa in onda, dopodiché il 29 chiuderemo questa stagione del nostro contenitore estivo e poi ci ritroveremo lunedì 22 di settembre alle ore 18:05 trattabili con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, cominceremo la sesta stagione. Allora, diamo un'occhiata alle agenzie. Oggi sarà una puntata un po' lunga ed è per questo che non abbiamo il mercatello quest'oggi, perché abbiamo due interventi. Il primo è l'intervento del dottor Michael Milstein che manderemo in onda dopo le 12:35. È un'intervista in inglese perché lui è israeliano, appunto, lui è un esperto della Palestina, è il capo appunto del forum degli studi palestinesi presso il centro Moshe Dayan per gli studi del Medio Oriente e dell'Africa all'Università di Tel Aviv. Inoltre è anche senior analyst dell'Istituto per la politica e le strategie dell'IDC Erlisia e poi ha anche fatto parte delle forze armate israeliane, quindi parleremo di questa operazione in corso a Gaza e sentirete quello che lui pensa della scelta, a suo dire, avventata di Netanyahu. Naturalmente l'intervista è in inglese, Natalia manderà la parte in cui io e lui parliamo, domande e risposte, e poi io vi tradurrò quello che ci siamo detti. A seguire avremo Franco Bechis, che voglio molto ringraziare, il direttore di Open. Lui, lo sapete, ha appena pubblicato un libro, J.D. Vance, il vice sceriffo per anni luce. J.D. Vance, il vice sceriffo, l'uomo che ha incantato la destra di Trump. È un volume molto interessante, un ritratto estremamente stimolante dell'attuale vice della Casa Bianca, uno che non ci tiene affatto a sparire dai radar e che anzi sta lavorando molto spesso anche in maniera anche abbastanza scoperta, diciamocelo pure, sta lavorando in maniera scoperta pur di raggiungere la guida degli Stati Uniti d'America allorquando il buon Donald nel 2028 si ritirerà, sempre che non si faccia una riforma costituzionale, perché sapete che c'è un emendamento varato nel 1952 che vieta la rielezione di un presidente americano oltre i 2 mandati, ma puntini sospensivi. Bene, il telefono è aperto 0292947222, sono le 12:18 e 10 secondi. Ragazzi, se ci sono zappe giratemele pure, intanto vi do le ultime notizie. L'ADN Kronos, e qui si verifica quello che l'amico Fabio Massa, l'amico e collega Fabio Massa aveva detto qualche giorno fa proprio a Capitaneria di Porto. L'inchiesta sull'edilizia di Milano sembra sgonfiarsi perché inchiesta urbanistica di Milano, revocati i domiciliari per il costruttore Catella. Vediamo un po' che cosa dice l'ADN Kronos a proposito di questa vicenda. Accolta dal Tribunale del riesame l'istanza dei legali, si attendono le motivazioni entro 45 giorni. Manfredi Catella, il costruttore coinvolto nell'inchiesta sull'urbanistica a Milano, è tornato in libertà. Il Tribunale del riesame ha accolto l'istanza presentata dai suoi legali, revocando la misura degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti. L'accusa è falso e corruzione. I giudici del riesame si sono presi 3 giorni per valutare la richiesta della difesa. Le motivazioni, attese nei prossimi giorni, chiariranno se la decisione si basa sull'assenza di elementi indiziari gravi oppure su un venir meno delle ragioni cautelari che avevano giustificato la misura restrittiva. L'imprenditore, fondatore e amministratore delegato di Coima, è uno dei principali protagonisti dello sviluppo immobiliare milanese degli ultimi anni. Trattasi di un provvedimento che ricalca quello già adottato 10 giorni fa per Alessandro Scandurra, coindagato nello stesso filone per corruzione. All'architetto e membro della Commissione Paesaggio del Comune di Milano, sospettato di essere il pubblico ufficiale corrotto, erano stati revocati i domiciliari da un altro collegio del riesame. Oggi un diverso collegio ha accolto anche il ricorso presentato dai legali di Catella, il professor Francesco Mucciarelli e l'avvocato Adriano Raffaelli, annullando l'arresto dell'imprenditore.
come per Scandurra, si dovranno attendere fino a 45 giorni per conoscere le motivazioni alla base della decisione. Seguono poi le notizie appunto dalla striscia di Gaza. Israele, Katz, se Hamas non si arrende distruggeremo Gaza City. Ucraina, Zelensky, pronto missile a lungo raggio, può colpire a 3.000 chilometri di distanza. USA, giudice ordina la chiusura di Alligator, Alcatraz, deturpa le paludi e le inquina. Ancora, Mattarella, il nostro tempo segnato dalle guerre, i giovani siano costruttori di pace. Il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio durante il meeting di Rimini che si è aperto questa mattina, probabilmente l'avvenimento politico più interessante dell'estate. Il caso Fratelli Menendez, negata libertà vigilata Eric, oggi decisione sul fratello Lyle. I Menendez ammazzarono i genitori alla fine degli anni '80 a Beverly Hills. Anarchici, lettera di minaccia Il Tempo, Tommaso Cerno, non ci fate paura. Da queste onde la nostra massima solidarietà agli amici e colleghi del Tempo. Monterosa, recuperati i 2 alpinisti bloccati, stanno bene. E ancora, vediamo un po', meteo del weekend, andiamo a vedere che tempo farà nel weekend, signore e signori, ladies and gentlemen, Awanas Gaps, e andiamo a vedere, perché poi questo è quel momento in cui vorrei avere tanto la divisa pure io da colonnello dell'aeronautica. Ebbene sì, è una delle mie aspirazioni. Quando faccio il meteo mi sento un po' colonnello dell'aeronautica. Sentite, ognuno ha le sue fissazioni, va bene? Meteo weekend variabile tra sole e acquazzoni, temperature in calo ovunque, scrive l'ADN Kronos. I residui della burrasca di fine estate, col ciclone in allontanamento verso i Balcani, causeranno rovesci sul Triveneto, su gran parte delle regioni centrali, ma localmente anche al sud Italia. Con la burrasca di fine estate le temperature sono calate al centro-nord, mentre resistono degli over 35 gradi al sud Italia. Ma entro il weekend anche il meridione percepirà una rinfrescata generale e su tutto lo stivale le temperature massime supereranno difficilmente i 30-31 gradi. Dal punto di vista termico staremo bene ovunque, ma attenzione, nel corso delle prossime ore ci saranno ancora dei temporali. Lorenzo 13, meteorologo responsabile media del meteo.it, conferma che i residui della burrasca di fine estate, dov'è? Non vedo più niente, ecco, col ciclone in allontanamento verso i Balcani causeranno rovesci sul Triveneto, su gran parte delle regioni centrali, ma localmente anche al sud. Nel dettaglio, venerdì mattina sono previsti scrosci e fulmini al centro, tra Campania e Calabria, localmente anche sull'alto versante adriatico. Dal pomeriggio alcuni acquazzoni raggiungeranno la Puglia, mentre in serata arriverà una ritornante. Con questo termine si identifica in meteorologia una fronte che torna dal ciclone principale a colpire una zona già interessata dal maltempo, con una configurazione spesso associata a una specie di colpo di coda. In altre parole, tornerà dalla sera e nella notte tra venerdì e sabato un po' di maltempo tra Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia e Giulia, dopo le ultime forti piogge di questi giorni. Questa ritornante causerà anche un peggioramento della giornata di sabato su buona parte delle regioni adriatiche, scendendo dalla Romagna fino alla Puglia. Nel pomeriggio del sabato il maltempo colpirà infine a macchia di leopardo tutta la fascia orientale del paese, da Trieste in giù fino al Salento. Domenica finalmente arriverà un miglioramento più diffuso. Il sole sarà prevalente al mattino, salvo al nord-ovest, poi dal pomeriggio troveremo qualche acquazzone sulla dorsale appenninica, sulle Alpi e tra Toscana e Liguria. Anche la prossima settimana arriveranno altre perturbazioni, anche se non mancheranno ampie fasi soleggiate per milioni di italiani ancora in vacanza. Certo è che le temperature si abbasseranno ulteriormente, ma questa sarà solo una buona notizia. Vediamo allora il dettaglio. Venerdì 22, al nord, instabile dal pomeriggio sera sul Triveneto. Al centro, temporali sparsi. Al sud, instabile tra Campania e Puglia, con temporali, altrove caldo e poco nuvoloso. Sabato 23, al nord, più instabile a nord-est,
al centro variabile con qualche rovescio, specie sulle Adriatiche, al sud rovesci e temporali, specie sul settore adriatico. Domenica 24 al nord nubi al nord-ovest e qualche rovescio sparso. Al centro nubi irregolari, rovesci sui monti. Al sud spesso soleggiato. Tendenza: nuova settimana con più sole, almeno fino a mercoledì. Quindi questo è quello che ci aspetta, ladies and gentlemen. Alle ore 12:25 minuti e 42 secondi, 340, vi ricordo, 670-9659 per le vostre zap o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222 se volete intervenire attraverso il telefono, questa magnifica invenzione dell'ottimo Antonio Meucci. Diamo un'occhiata anche alla BBC. La BBC apre con questa notizia in live, che quindi si sta sviluppando sotto i nostri occhi sul suo aggiornato wall sulla sua pagina internet. C'è un report ufficiale delle Nazioni Unite che conferma la carestia a Gaza. L'IPC è stata confermata a Gaza la carestia e anche nelle sue aree d'intorno per la prima volta da parte di un ente delle Nazioni Unite. L'IPC dice che oltre 500.000 persone nella striscia si trovano davanti a carestia, morte e malnutrizione, con condizioni catastrofiche che si allargheranno a Deir al-Balà e Khan Yunis il prossimo mese. Il ministro degli esteri israeliano smentisce questo report dicendo che non c'è alcuna carestia a Gaza. Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres dice che la crisi è un disastro cagionato dall'uomo e chiede che ci sia un accesso umanitario senza limitazioni a Gaza. Tutto questo accade dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dice che il suo governo ha approvato i piani per un nuovo attacco su Gaza City. Le IDF, le forze armate di Israele, hanno detto di aver dato ordini ai dottori e agli infermieri di cominciare a preparare dei piani di evacuazione prima della loro offensiva estesa. Israele non consente alle organizzazioni internazionali dell'informazione, inclusa la BBC, di entrare a Gaza per riferire liberamente. Tra l'altro il ministro degli esteri appunto di Israele ha detto che sono tutte fandonie, non c'è la carestia a Gaza, ma l'IPC, appunto questa realtà dell'ONU, ha risposto a queste accuse di Israele dicendo che la risposta è tecnica, ma sostanzialmente l'IPC sostiene che si usa una soglia del 30% quando viene condotta una ricerca sulla base del peso e dell'altezza dei pazienti che vengono valutati. E questa misura per il momento non è disponibile a Gaza. In sua assenza, anziché guardare, si usa per valutare l'esistenza di una carestia oppure o meno la circonferenza delle braccia dei bambini. E qui la soglia per dichiarare l'esistenza di una carestia si abbassa al 15% quando i bambini hanno delle braccia di una dimensione oltre una certa soglia, al di sotto di una certa soglia. L'IPC dice che i suoi standard sono stati la regola per oltre un decennio. Questa regola è stata applicata anche di recente per dichiarare l'emergenza carestia nel Sudan. Dice anche che l'uso della circonferenza delle braccia non rappresenta una soglia abbassata nella metodologia usata dall'IPC, invece dimostra l'applicazione continua di standard ormai verificati sul campo da parte del nostro ente. Quindi questa è la posizione che ha l'ONU in materia. Ancora la DN Kronos, Sinner numero 1 anche a ping pong, a New York il match tutto da ridere con Osaka, Fedez si esibisce davanti ai figli Leone e Vittoria la prima volta, chi se ne frega. Ancora vediamo un po' che altro c'è di interessante.
Andiamo a vedere l'Aggi, vediamo se l'Aggi ha qualche altra notiziola, ma sono già le 12:30, noi ci fermiamo e ascoltiamo i Creedence Clearwater Revival Fortunate Son del 1969, tra poco. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Some folks are born made to wave the flag. Ooh, they're red, white, and blue. And when the band plays hail to the chief, ooh, they point the cannon at you. Now, it ain't me. It ain't me. I ain't no senator, son. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate one. No. Some folks are born silver spoon in hand. Lord, don't they help themselves, dog? But when the tax man comes to the door, Lord, the house looking like a rummage sale, yes. It ain't me. It ain't me. I ain't no millionaire son, no. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate one, no. Yeah, some folks inherit star-spangled eyes. Ooh, they send you down to war. And when you ask them, how much should we give? Ooh, the only answer, more. Yo, it ain't me. It ain't me. I ain't no military son. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate one. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate one. No. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate son. Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, no, non era aria fritta, sapete che usa questo pezzo come sigla iniziale, questa è invece Capitaneria di Porto. Antonino Danna al microfono con voi per questa seconda parte della nostra trasmissione. Erano ovviamente i Creedence Clearwater Revival con Fortunate Son del 1969, un pezzo che era nato per fare ironia sulla guerra, amara ironia e critica sulla guerra del Vietnam, che è diventato sostanzialmente la colonna sonora della guerra del Vietnam. Allora, qui c'è un altro Vietnam che si sta per preparare, è un rischio grosso che si trova a poco meno di 2000 chilometri di distanza, proprio dall'altro lato del Mediterraneo. Cos'è? È la striscia di Gaza. Israele rischia di trovare il proprio Vietnam e di questo io ne ho parlato con il dottor Michael Milstein, che come vi dicevo è un esperto appunto del mondo palestinese, il capo del forum di studi palestinesi presso il centro Moshe Dayan per gli studi del Medio Oriente e dell'Africa presso l'Università di Tel Aviv. Inoltre egli è anche senior analyst dell'Istituto per le politiche e la strategia dell'IDC Herzliya e poi fino al 2018 è stato anche advisor degli affari palestinesi a Kogut, coordinatore delle attività del governo nei territori e infine è stato capo del Dipartimento per gli affari palestinesi nell'intelligence delle IDF, l'Aman, il servizio segreto militare, ed è anche un colonnello in riserva delle IDF.
Questa è la sua presentazione, ha scritto anche dei libri. Ora noi cominciamo il nostro faccia a faccia, ascolterete la prima parte la prima domanda che io gli ho posto, poi io chiederò a Natalia di fermare il video e vi darò la traduzione, perché è un'intervista ovviamente registrata in inglese. Se sapete l'inglese, meglio ancora, così poi mi dite pure come sono andato. Natalia, vai! It's a pleasure for me to have today a really interesting guest with a really interesting history. It's Dr. Michael Milstein, which is an expert of the Palestinian arena and the head of the Palestinian Studies Forum at the Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies at Tel Aviv University. Furthermore, he serves as a senior analyst at the Institute for Policy and Strategy at IDC Herzliya. And he served until 2018 as the advisor of the Palestinian Affairs in COGAT, coordinator of government activities in the territories, and the head of the Department for the Palestinian Affairs in IDF Military Intelligence, the Amman. And he is a retired colonel of the IDF. He also wrote some books, Between Revolution and Statehood, Fateh and the Palestinian Authority, The Green Revolution, The Social Profile of Hamas, Mukawama, The Challenge of Resistance to Israel's National Security Concept, and he has published dozens of articles about strategic developments in the Middle East and in the Palestinian area. I hope I'm right, Dr. Yes, Milstein. absolutely. And thank you for having me, Antonio. Oh, it's a pleasure, and you're welcome. First of all, I'd like to ask you, early in this morning, the IDF announced the starting of the operation to conquer Gaza City. People are starting to flee out the city from the southern part, the southern neighborhood of the city. During the last days, many voices into the IDF were really critical about Premier Netanyahu's plan to conquer Gaza City. So what now? Does the IDF believe is this the right move at the right time, or Israel is going to sink into a kind of Middle Eastern Vietnam? Well, actually, Antonio, first of all, this is the most important issue that most of the Israelis are dealing with during the last 2 weeks, since Netanyahu started to speak about occupation, maybe partial, maybe full occupation of Gaza. And, there is no doubt, and it's not a secret, that there is a big gap between the commanders of the army, mainly Chief of Staff General Zamir, and the government about taking control over Gaza. And, we are still a democracy in Israel. So sure. Although there are gaps, although there is disagreement, the army is committed to obey the political decision makers and to implement their decisions. And right now it seems that it will take time. It's not immediately. Taking control over a city with something between 800,000 to over more than 1 million people, it's not something that you can do in a night. It will take preparations. You need a lot of reserve army service soldiers, and I think that at least it will begin in the mid of September. Now, there is no doubt, and this is my impression, Antonio, this is my analysis, that most of the Israelis, they are not affiliated with this operation. They feel that this operation is being promoted because of all kind of, let's call that bizarre considerations. I mean, political one, and all kind even of ideological, religious considerations. And most of the Israelis, they even oppose this idea. And as you could see, during this week, this Sunday, there was a very big demonstration in Tel Aviv, mainly in Tel Aviv, but all over Israel,
And it seems that if Netanyahu will not change his opinion, and once again, I think he's very serious about it. This is not a threat. This is not a political maneuver. I assess, Antonio, that next week and during September, we will see a lot of other demonstrations, maybe even bigger, maybe even tougher than the one that took place this Sunday. Look, in 1980, Henry Kissinger, in his book. E allora, che cosa ci siamo detti in questa prima parte? Va bene, io l'ho presentato, come avete sentito anche prima prima che iniziasse il video, e naturalmente l'ho ringraziato per la sua presenza. Dopodiché gli ho chiesto, giusto stamattina, cioè ieri mattina, le IDF hanno annunciato l'inizio dell'operazione per conquistare la città di Gaza, Gaza City. La gente sta cominciando a scappare dalla parte sud e dai quartieri meridionali della città. Negli ultimi giorni molte voci, anche dentro le forze armate di Israele, sono state molto critiche sul piano di Netanyahu di conquistare Gaza City. E adesso che si fa? Le IDF ritengono che questa sia la mossa giusta nel momento giusto, o Israele piuttosto affonderà in una specie di Vietnam in salsa medio orientale? Le IDF ho risposto, e lui mi ha risposto: beh, lo sai, al momento, Antonino, prima di tutto questo è il tema più importante con cui buona parte degli israeliani stanno lottando da 2 settimane a questa parte, da quando Netanyahu ha cominciato a parlare dell'occupazione, forse parziale, forse completa, di Gaza. E non c'è assolutamente dubbio, e non è un segreto, che ci sia un enorme gap tra i comandanti dell'esercito, principalmente il capo di Stato Maggiore, general Zamir, e il governo a proposito della presa di controllo di Gaza. Ma lo sai, siamo ancora una democrazia qui in Israele, e così, anche se ci sono delle differenze di vedute, anche se non c'è accordo, l'esercito ha giurato di obbedire alle decisioni prese dai politici e applicare le loro decisioni. E adesso sembra che ci vorrà del tempo. Non sarà un'occupazione che avverrà immediatamente. Come puoi immaginare, prendere il controllo su una città con qualcosa tra 800.000 e oltre 1 milione di persone non è qualcosa che puoi fare in una notte. Ci vorranno dei preparativi. Avrai bisogno di un sacco di soldati del servizio della riserva, e penso che come minimo si comincerà alla metà di settembre. Ora, non c'è dubbio, e questa è la mia impressione, Antonino, che questa è la mia analisi, che buona parte, la maggioranza degli israeliani non siano d'accordo con questa operazione. Sentono che tutta questa operazione venga promossa perché si basa su una serie di, diciamo, bizzarre considerazioni. Intendo considerazioni politiche di tutti i generi, anche di tipo ideologico e religioso, e molti degli israeliani si oppongono a questa idea. Come hai potuto vedere, questa settimana, domenica scorsa, c'è stata un'ampia, enorme manifestazione, principalmente a Tel Aviv, ma anche in tutto Israele, contro l'occupazione di Gaza City. E sembra che se Netanyahu non cambierà opinione, e ancora una volta sono convinto che lui ci creda veramente, questa non è una minaccia, non è una manovra politica. Valuto, caro Antonino, che la prossima settimana e nel mese di settembre vedremo un sacco di altre dimostrazioni, probabilmente anche più grandi, probabilmente anche più dure di quella che c'è stata domenica scorsa. Andiamo avanti. Years of Renewal wrote this sentence. He stated that thinking about Vietnam, if an army is sent against the guerrilla, it has only to win. This is the only option available. But for the guerrilla, which has to fight against an army, it only has it isn't only not to lose. So it's not a joke, and it's not so funny. But in this situation, is the IDF going to overthrow the Kissinger's statement, in your opinion? May the IDF prevail against Hamas guerrilla?
Well, unfortunately, and I wrote about it a lot, and I give a lot of interviews about it here in the Israeli media, Antonio. It seems that we didn't learn nothing not only from the history of the Americans, but also from our own history. I mean, for example, the Lebanon War between the years of 1982 to 2000. It was a kind of a swamp, a mud that we were stuck in for almost 20 years. And there are many other examples for such a problematic scenarios. And I think that this is the thing that General Zamir understands. You are getting in, from the military point of view, it won't be so difficult to occupy Gaza. It's not really a kind of a challenge for IDF. But the main problem, and this is something that really connected to Kissinger's insights. Of course, in the day after, we will find ourselves not in a kind of Berlin after 45, but in a kind of Baghdad after 2003, maybe even Mogadishu. It will be full of, right God, now, it was hell. It was the hell. Yeah, and it will be hell. Once again, we've been in Gaza for a lot of years. We've been in South Lebanon. We know what is the meaning of taking control over hostile population. They do not like us. Although Netanyahu, in several interviews to the international media, he said, we are going to free the people of Gaza from the Nazis of Hamas. But you should be aware that they hate Israel, and a lot of them are really angry about Hamas. But they really, some of them are really affiliated with Hamas. So you will find yourself in guerrilla war, in a kind of terror war. You cannot really, win in this kind of warfare. And I'm really afraid. And once again, I elaborate, Antonio, the issue of the demonstrations and of the protests. Right now, there is no consensus in Israel about this war. And if we will find ourselves stuck in a war with casualties, with international pressure, I think that the internal rift in Israel, the internal conflict in Israel will actually will increase dramatically. And I really think that, we are not speaking enough about this price. But so what? Because if the Israeli goal is to free the hostages and to destroy Hamas, how could you reach those goals? Natalia, per favore, ferma pure. You cannot. Allora, it seems to me that right now there is no one in Israel. No one. Eccoci qua. Allora, che cosa ci siamo detti qui? Io ho citato al dottor appunto Milstein, gli ho detto nel 1980 Henry Kissinger nel suo libro Gli anni della Casa Bianca ricordava il Vietnam e diceva questo, che un esercito se va contro la guerriglia deve per forza vincere, non ci sono altre opzioni, mentre invece alla guerriglia contro l'esercito semplicemente basta non perdere. Non è una barzelletta, non è certo una cosa divertente, ma in questa situazione le IDF riusciranno a rovesciare l'affermazione di Kissinger, secondo lei? Le IDF riusciranno a prevalere sulla guerriglia di Hamas? E allora la risposta dice, sai, purtroppo ne ho scritto un sacco e ho rilasciato un sacco di interviste su questo, sui giornali israeliani, Antonino, sembra che non abbiamo imparato assolutamente niente, non solo dalla storia degli americani, ma anche dalla nostra stessa storia. Vorrei dire, per esempio, della guerra del Libano, che è durata dall'82 al 2000. È stata una specie di palude, un fango nel quale ci siamo impantanati per quasi 20 anni. E ci sono stati molti altri esempi di tali scenari problematici. E penso che questa sia la cosa che il generale Zamir, appunto il capo di Stato Maggiore delle forze armate israeliane, comprenda perfettamente. Dal punto di vista militare non sarà così difficile occupare Gaza, non è davvero uno di quei compiti così ardui per le IDF, ma il vero problema, e questo è quello che è davvero collegato a quanto sosteneva Kissinger nel suo libro, è il problema del giorno dopo, perché non è che noi ci troveremo
in una specie di Berlino dopo il 1945, ma in una specie di Baghdad dopo il 2003 o addirittura Mogadiscio negli anni 90. Ve lo ricordate quando ci abbiamo mandato anche i nostri soldati, il checkpoint Pasta, vi ricordate? Ecco, sarà pieno e gli ho detto io, Dio mio, è stato l'inferno. È stato l'inferno. Sì, ha risposto lui, e sarà ancora l'inferno. Sai, ancora una volta noi siamo stati a Gaza per tanto tempo, siamo stati nel Libano meridionale. Conosciamo che cosa significhi prendere il controllo su una popolazione ostile. Noi a questa gente non piacciamo. Sebbene Netanyahu in alcune interviste ai media internazionali abbia detto che stiamo andando a liberare la gente di Gaza dai nazisti di Hamas, tu devi anche tenere presente che quelli odiano Israele e un sacco di loro sono davvero incazzati contro Hamas, però alcuni di loro sono realmente collegati ad Hamas e quindi ti troverai all'interno di una guerra di guerriglia, una specie di guerra del terrore. Non puoi davvero vincere questo genere di guerra e la cosa mi preoccupa molto. E ancora una volta penso, Antonino, e faccio miei i temi di quelli che sono andati a dimostrare per strada e quelli che protestano. Al momento, spiega ancora Milstein, non c'è un appoggio in Israele su questa guerra. E se ci troveremo coinvolti in una guerra con dei morti, con la pressione internazionale, penso che le spaccature interne in Israele, il conflitto sociale in Israele, aumenterà drammaticamente. E penso davvero che non stiamo parlando abbastanza di questo prezzo da pagare. E allora, se l'obiettivo degli israeliani è liberare gli ostaggi e distruggere Hamas, come si possono raggiungere questi obiettivi? Semplicemente non puoi. Non puoi. A me sembra che adesso, in questo momento, non c'è nessuno in Israele che creda a questo slogan del governo, il fatto che noi raggiungeremo entrambi gli obiettivi nello stesso tempo. Voglio dire, rilasciare cioè gli ostaggi e sconfiggere Hamas. C'è una contraddizione tra questi due obiettivi. Tu in realtà devi scegliere. Se vuoi occupare Gaza, succederà ma senza la liberazione degli ostaggi. E se vuoi gli ostaggi, ce la farai, ma il risultato sarà il ritiro da Gaza. Anche se adesso sembra che in Israele il governo preferisca affidarsi a delle fantasie, illusioni e slogan piuttosto che sulla strategia realistica e su un approccio pratico nei confronti della realtà. Andiamo avanti, ragazzi. About this price. But so what? Because if the Israeli goal is to free the hostages and to destroy Hamas, how could you reach those two goals? You cannot. You cannot. You know, it seems to me that right now there is no one in Israel who believes this slogan of the government that we will implement both goals in the same time. I mean, release the hostages and defeat Hamas. There is a contradiction between the two goals. You need to choose. If you want to occupy Gaza, it will be without hostages, and if you want the hostages, it will be and the result of that will be withdrawal from Gaza. But you know, right now it seems that in Israel, the government prefers to rely on fantasies and illusions and slogans much more than realistic strategy and policy. So, you know, I think that even the right-wing supporters today who support the war itself, they know that you cannot really release the hostages, that Hamas is a kind of organization that will execute them, the hostages, when we will get closer to them. So, well, no hope for them. But the most logical question now is why the hell does Netanyahu continue this kind of hellish war? Why does he act this way, this erratic way? Why? Do you have a because? Yeah, you know,
Actually, here we need to speak about a field that I'm not an expert in, and this is the Israeli politics, because it's not a matter of, you know, strategic analysis and policy. It connected to the Israeli politics. And, you know, many Israelis are really asking themselves almost every day, what is the goal? What is the purpose of this war? And many of them, and including me actually, Antonio, we have to admit that there are several bizarre assumptions regarding this war, and it leads us to understand that there are political considerations behind this operation. Netanyahu needs to preserve, to maintain his government, and he understands that if he will sign a ceasefire, it means that Ben-Gvir and Smotrich and many other Likud, his party members, will quit the government. So he prefers right now to continue the war and not to sign any ceasefire. And unfortunately, the price of this decision is very high and very tragic. So let me use a cinematographic metaphor. Ecco, allora io vi traduco anche questo pezzettino qua, questo passaggio qua che credo sia fondamentale, poi andiamo un momento in pausa e poi rientriamo subito perché chiaramente non possiamo mandare certo pezzi musicali mentre stiamo insomma ascoltando un'intervista che per quanto mi riguarda credo sia molto interessante. E allora io gli ho detto, lui dice, penso che anche quelli di destra che oggi appoggiano la guerra lo sanno che non si può realmente rilasciare gli ostaggi, che Hamas è un genere di organizzazione che li ammazzerà quando le forze armate israeliane saranno sempre più vicine ai posti dove questi ostaggi vengono tenuti in cattività. E allora io gli ho detto, ma allora la domanda più logica in questo momento è, ma perché diavolo Netanyahu continua a fare questa guerra infernale? Perché agisce in questo modo assurdo? Perché? Hai una spiegazione? E lui mi ha risposto, sai, adesso dovremmo parlare di un campo del quale io non sono esperto, ed è il campo della politica israeliana, perché questa non è una questione di analisi strategica, è connesso alle ragioni politiche di Israele. E molti israeliani si stanno chiedendo, o quasi ogni giorno, qual è l'obiettivo? Qual è lo scopo di questa guerra? E molti di loro, incluso anche me adesso, dobbiamo ammettere che ci sono alcune valutazioni bizzarre riguardo questa guerra e ci portano a comprendere che ci sono delle considerazioni politiche dietro questa operazione. Netanyahu ha bisogno di preservare e mantenere il proprio governo. E lui capisce che se firmerà il cessate il fuoco significa che Ben-Gvir, quindi il capo della destra, l'ultradestra religiosa, e Smotrich e molti altri appartenenti al Likud, il suo stesso partito, abbandoneranno il governo. Allora lui preferisce in questo momento continuare la guerra e non firmare alcun cessate il fuoco. E sfortunatamente il costo, il prezzo di questa decisione è molto alto e molto tragico. Ragazzi, se volete facciamo pure pausa perché tanto sono le 12:58 minuti e 28 secondi e torniamo tra poco. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Antonino, a te la linea.
Grazie Natalia, state facendo un lavoro prezioso ragazzi oggi, grazie davvero. Allora, noi continuiamo con la nostra intervista al dottor Michael Milstein del centro Moshe Dayan dell'Università di Tel Aviv. A questo punto io gli chiedo una cosa sulla sopravvivenza politica di Netanyahu, usando una metafora che, se conoscete l'inglese, vi farà un po' ridere, ma è evidentemente calzante. Per tutti gli altri aspettate la traduzione. Ragazzi, andate pure. It's just like Rose on top of the door in Titanic, and he's trying to save himself from his Titanic, his political Titanic. And who is Leo DiCaprio in this kind of metaphor? Is it us? Is it all the West? Is it only Israel? It's hard, complicated question. I think that all the answers are right, but I think that your metaphor is really accurate, because and it's even worse because here in Israel we know for sure that we are jumping into a disaster. It's not something that we don't there is no awareness or we don't understand. No, we do understand, and the government also understand. But it seems that it's like a tunnel that we are channeled in. So unfortunately, that's why it's so tragic. And when you will check, Antonio, even today, the discourse in the Israeli media, in the Israeli politics, in the Israeli social media, everywhere, you will see that much more people are speaking about the consequences, the negative one of the operation. But this is why it's so tragic, because even after so many Israelis oppose this operation, because of the political construction, the political structure, it's we are doomed to go to this war. Look, let's stay into the geostrategic field. Let's forget politics. Question is about this war. Is Hamas getting stronger, or is Israel getting weaker, not only politically but also in the public opinion, into inside and abroad? Because right now we are assisting, and I apologize because I feel the shame of what happened in Italy a couple of weeks ago, when an Israeli guy with the kippah was insulted and assaulted into the highway from Milan to Como, or to other traditional Jews in Venice, and it was a couple and she was pregnant, 5 months pregnant. They were assaulted by some guys shouting "Free Palestine" from the river to the sea and all that bullshit. So as I apologize to you as an Italian, because I believe it's not worth of a civil country. It's not. I'm sure of that. It's not a civil way of behaving. But the question is Hamas becoming stronger? Is its grip on top of the Palestinian population stronger? And what can we fear now? What we should expect now from this war? Well, it's a question, Antonio, that many Israelis are asking themselves, because they are asking, how can it be that after 22 months of the toughest war in the history of the conflict between Israel and the Palestinians, Hamas still exists? And it's amazing. I think that no doubt at all, this is not the same Hamas that we knew 22 months ago. I mean, from the military, political, social, every aspect, they are weaker. And they lost something between 25 to 27,000 members. Most of the commanders were killed, including Yahya Sinwar, Ismail Haniya, Mohammed Def, and many others. And no doubt at all that its basic governmental capacities were damaged. But, and this is a very important point, because it really reflects the nature of this organization.
even after this this 22 months, Hamas is still the dominant player in Gaza. You know, Yeah. they are the one who promotes the military operations. You know, only yesterday, Antonio, we saw it was a lucky moment for IDF. There was an attempt of something between 15 to 20 Hamas fighters to take control over one of the bases nearby Khan Yunis, and it means that even after they suffered such a severe damage, they are still able to promote all kind of military activities, operations, and of course in the public sphere they still are the dominant player. There is no alternative. There is no gang or clan that can get into the vacuum. And I think that it reflects two things. First of all, that really there is no other force in Gaza except Hamas. You know, here in Israel, we imagine we are dreaming about all kinds of fantasies of clans and chieftaincies and Emirates. It won't happen. And also the PA is very weak. They cannot really deploy themselves in Gaza. And second, and it's sometimes complicated for the Israelis and for the world to understand, a lot of people in Gaza, even after this horrible war, they are still affiliated with Hamas. You know, they consider them as their heroes, the one who brought them national pride and many other national achievements. So, you know, we need to understand that once again, and this is the strategic T-junction, I think that we need to choose one of two ways, Antonio. If you really want to end Hamas, to erase Hamas, you need to occupy all Gaza, not only the city of Gaza. But then you will have to tell the people what is the price from the political, economic, security, international aspects. And right now, you know, Netanyahu preferred something in between, to occupy only Gaza City and to push the rest of the people to other places. You know, I think it's a bad idea, very bad idea. The other option is the deal, the ceasefire. And you know, I'm not naive, Antonio. I do aware that a ceasefire and release of the hostages means the end of the war, means that Israel will have to sign on an agreement about the end of the war and to commit withdrawal from most of the areas in Gaza. And of course, Hamas will stay in Gaza. And it's not a good alternative. It's a bad alternative. Well, they can say we are the little David. Per favore. Perfetto. Allora, qua ho volutamente lasciato un po' lungo, così almeno ve lo posso tradurre tutto per intero. Allora, io ho chiesto al dottore, dice, permettimi di usare una metafora cinematografica, ma allora Netanyahu è come Rose sul rottame della porta in Titanic, che sta provando a salvarsi da solo dal suo Titanic politico? E chi è invece che fa la parte di Leonardo DiCaprio in questa specie di metafora? Siamo noi, è tutto l'Occidente, solo Israele? E lui risponde, è una domanda difficile, molto complicata. Penso che tutte le risposte siano giuste, ma penso anche che la tua metafora sia estremamente precisa, perché è ancora peggio qui in Israele. Noi sappiamo di sicuro che ci stiamo andando a infilare in un disastro. Non è qualcosa di cui, sai, non sappiamo niente o che non comprendiamo. No, noi lo sappiamo e anche il governo lo sa, ma sembra che sia come un canale all'interno del quale ormai siamo stati immessi e non possiamo uscirne. E sfortunatamente è questo che rende tutto ciò così tragico. E quando tu vai a vedere di che cosa si dibatte sui giornali israeliani, anche oggi, Antonino, nella politica israeliana, nei social media israeliani o ovunque, vedi che tanta gente parla delle conseguenze, le conseguenze negative di questa operazione. Ecco allora perché le cose sono così tragiche, perché anche dopo il fatto che tanti israeliani si sono opposti all'operazione di conquista di Gaza City a causa però della struttura politica del paese, tu sei costretto a dover andare a combattere questa guerra. Continuiamo a stare nel campo geostrategico, gli ho detto io. Lasciamo stare la politica allora.
La domanda è su questa guerra: Hamas sta diventando più forte o Israele sta diventando più debole, non solo politicamente ma anche nell'opinione pubblica, nel paese e all'estero? Perché ora come ora stiamo assistendo, e chiedo scusa perché sento la vergogna di quello che è successo in Italia un paio di settimane fa, quando un israeliano con la kippah è stato insultato ed attaccato sull'autostrada da Milano a Como, o altri due giudei, altri due ebrei tradizionalisti a Venezia, che erano una coppia, lei addirittura incinta di 5 mesi, sono stati attaccati da alcuni tizi che gli hanno gridato liberate la Palestina, from the river to the sea e tutto quel ciarpame. E così, mentre ti chiedo scusa come italiano perché ritengo che non sia degno di un paese civile una cosa del genere, la domanda è: Hamas sta diventando più forte? La sua presa sulla popolazione palestinese è ancora più forte? Di che cosa dobbiamo temere adesso? Che cosa ci dovremmo aspettare da questa guerra? E lui mi ha risposto, sai, è una domanda che molti israeliani si stanno ponendo, perché si chiedono com'è possibile che dopo 22 mesi della guerra più dura nella storia del conflitto tra Israele e i palestinesi, Hamas continua a esistere. Ed è una domanda sconvolgente. Il fatto che Hamas continui a esistere è sconvolgente. Non ho dubbi, questo non è lo stesso Hamas che conoscevamo 22 mesi fa. Voglio dire, dal punto di vista militare, politico, sociale, sotto ogni aspetto, loro sono più deboli. E lo sai, hanno perso qualcosa come tra 25 e 27 mila terroristi. Molti dei comandanti sono stati uccisi, come Yahya Sinwar o Ismail Haniyeh e molti altri. E non c'è dubbio che le loro capacità di base, di gestione, siano state danneggiate. Ma, e questo è un punto estremamente importante perché riflette la natura dell'organizzazione, anche dopo 22 mesi Hamas è ancora il potere dominante a Gaza. Sai, ci sono quelli che promuovono l'operazione militare e però, sai, solo ieri appunto l'abbiamo visto che è stato un momento sfortunato per le IDF. C'è stato un tentativo di qualcosa come 15-20 terroristi di Hamas di attaccare e prendere il controllo di una delle basi degli avamposti vicino Khan Yunis. E questo significa che anche dopo aver sofferto un danno del genere, sono ancora in grado di promuovere tutti i tipi di attività militari e operazioni militari e naturalmente nella sfera pubblica sono ancora il potere dominante. Non c'è alcuna alternativa, non c'è una gang o un clan che riempia questo vuoto. E penso che la cosa rifletta due aspetti. Prima di tutto che non c'è assolutamente alcuna forza in Gaza dominante all'infuori di Hamas. Lo sai, in Israele quindi noi speriamo, immaginiamo, sogniamo ogni genere di fantasie su eventuali gruppi, su eventuali uomini di buona volontà, sugli Emirati. Non succederà. E anche l'autorità palestinese non ha un controllo, è molto debole a Gaza, non possono realmente assumere il potere da quelle parti. Secondariamente, e questo è qualcosa di a volte complicato da capire sia per gli israeliani che per il resto del mondo, un sacco di gente a Gaza, anche dopo questa guerra orribile, è ancora attaccata ad Hamas. Li considera i propri eroi, quelli che gli hanno dato l'orgoglio nazionale e molte conquiste nazionali. Per cui dobbiamo comprendere ancora una volta che questo è il bivio fondamentale. Penso che, Antonino, noi dobbiamo scegliere tra due cose. Se vuoi davvero distruggere Hamas, cancellarlo, devi occupare tutta Gaza e non solo Gaza City. Ma dopo devi dire alla gente quale sarà il prezzo da pagare a livello politico, economico, di sicurezza e internazionale. E invece Netanyahu ha preferito di fare una scelta mediana, solo di occupare Gaza City e di spingere la gente a sfollare in altri posti. Vedi, credo sia un'idea sbagliata, davvero una cattiva idea. L'altra opzione invece è l'accordo, il cessate il fuoco. E non voglio essere banale, Antonino. Dico che il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi rappresenti la fine della guerra, rappresenta il fatto che Israele dovrà firmare un accordo sulla fine della guerra e impegnarsi al ritiro da molte aree di Gaza
e naturalmente Hamas resterà a Gaza e non è una buona opzione, è una cattiva opzione. Certo, loro possono dire di essere il piccolo David che ha combattuto e ha vinto contro il Golia ebreo, gli ho detto io. Certo, mi ha risposto lui, e lo hanno già detto. E gli ho detto, e che cosa abbiamo da dire dei loro amici, tipo ad esempio gli iraniani? Loro possono dire, vedete, siamo più forti di Tel Aviv. E lui mi ha risposto, certamente. E lo sai, noi, loro possono dire, abbiamo dimostrato resilienza anche dopo gli attacchi americani e israeliani, siamo sopravvissuti e noi porteremo avanti il programma nucleare. Ma riguardo a Gaza, Antonino, credo che Israele debba capire, o gli israeliani dovranno capire, che abbiamo bisogno di scegliere tra l'occupazione completa e l'accordo. E ancora una volta la scelta dell'accordo non è certo quella perfetta. Non è ideale, ma è l'alternativa, diciamo così, il male minore possibile adesso. E spero davvero, come tanti israeliani, che noi sceglieremo questo male minore, perché altrimenti ci ritroveremo impaniati a Gaza, e non per 1, 2 o 3 mesi, ma per anni. E questo avrà delle conseguenze drammatiche su Israele. Per cui preghiamo tutti che ci sia un vero e attento decision making tra i membri di questo governo. Andiamo avanti, ragazzi. Who fought and won against the Goliath. Jew Goliath. Sure, and they already say that. And But what you know- about his buddies, the Iranians, for example? They can say, see, we are stronger than Tel Aviv. Absolutely, and you know we and they say that we demonstrated resilience even after the U.S. and Israel attacked us. We survived, and we will promote the nuclear program. But regarding Gaza, Antonio, I think that Israel need to understand, or the Israelis must understand, that we need to choose between the full occupation and the deal. And once again, the deal is not perfect, it's not ideal, but it's the least worst alternative right now. And I really hope, as many Israelis, that we will choose this way, because otherwise we will find ourselves in Gaza, and not for 1 or 2 or 3 months, for years, and it will really have dramatic consequences on Israel. So we all really pray that there will be a very deep and decision making among the people of our government. What about the West? This war showed us a cruel anti-Semitism. It seems sometimes I fear I'm living in 1938, and I believe Adolf Hitler, should it be still alive, he may feel proud of the West. Why did this hellish situation happen? So, you know, I think, Antonio, since day one of this war, since October the 7th, we saw a lot of twisted attitudes in the West. By the way, mainly led by the academic and the cultural elite and many journalists who doesn't really understand. They are so shallow in their analysis, so they do not, for example, understand that Hamas is not a liberation organization of Che Guevara and of a kind of a partisans against occupation. They are extreme, horrible, radical organization, a very, very dark one. And I think that most of the people in the West, they are, because of ignorance, they do not understand that. And they do not understand that, things that we in Israel saw in Gaza, in the West, not you, but the West will see these challenges, and very soon in other aspects. But on the same time, Antonio, and this is also a thing that I'm speaking a lot about in Israel, many people, it's easy for them to say that, for example, all kind of decisions of the UK, the European Union, even the announcement of the defense minister of Italy and the prime minister for Denmark, it's all anti-Semitism. So, it's very easy. But here we need to be clever. Not everything is anti-Semitism. There is
criticism that Israel should understand. Many of the people in the West, for example, of course, I put aside all the issue with not understanding Hamas, but they don't really understand what is the purpose of what Israel is doing right now. And for several weeks and months, we speak here in Israel about the tsunami, the coming tsunami, international one. And we already feel that. And I always say you cannot, say that, this tsunami, it means that all the world hates the Jews. No, this is not the right way to treat this accusation. You need to understand that there is a problem. And for example, when Australia didn't give a permit to one of the Knesset members, Simcha Rothman, to get into Australia, it's not because the fact that he's a Jew, but because of a lot of political problems. And we need to understand that. And once again, it returns to the fact that this war doesn't really have any accurate goal. So you cannot explain the people in Israel what is the goal, but also not to the world. And unfortunately, it leads to a lot of problems. Luke, last question, and Natalia, I stop, thank you per for your favore. time. Grazie. Allora, adesso io gli ho chiesto questo. Gli ho detto, e che cosa dire dell'Occidente? Questa guerra ci ha mostrato un antisemitismo crudele. A volte mi sento come se vivessi nel 1938 e credo che Hitler, se fosse ancora vivo, sarebbe orgoglioso dell'Occidente. Perché è avvenuta questa situazione diabolica? Sai, penso, Antonino, dal primo giorno di questa guerra, dal 7 ottobre del 2023, abbiamo visto una serie di abitudini, di atteggiamenti contorti in Occidente, alcuni guidati dalla elite culturale accademica e poi da tanti giornalisti che non comprendono assolutamente per davvero, che sono così banali nelle loro analisi. E così, per esempio, non capiscono che Hamas non è un'organizzazione di liberazione in stile Che Guevara o un gruppo di partigiani che sta combattendo contro un'occupazione. E si tratta di un'organizzazione estrema, orribile, radicale, molto, molto nera. E credo che molte persone in Occidente non lo sappiano perché non comprendono questo fatto e non lo sanno. E non capiscono cose che naturalmente qui in Israele, come a Gaza, in Occidente, non tu, ma l'Occidente vedrà queste sfide e le vedrà spesso in molti campi. E al tempo stesso, Antonino, e questa è una cosa di cui sto parlando un sacco qui in Israele, molta gente gli viene facile dire che tante decisioni del Regno Unito, dell'Unione Europea, anche l'annuncio fatto da Crosetto, insomma la presa di posizione fatta da Crosetto qualche giorno fa in merito all'operazione a Gaza o quella presa dal primo ministro per la Danimarca, non possono liquidare queste uscite come antisemitismo. Sì, certo, è molto facile, ma dobbiamo essere chiari. Non tutto è antisemitismo. C'è una critica che Israele deve comprendere. Molte persone in Occidente, per esempio, metto da parte tutto il tema di quelli che non comprendono Hamas, ma molti non capiscono quale sia lo scopo della guerra che Israele sta combattendo adesso. E per alcune settimane e per mesi in Israele non abbiamo fatto altro che parlare dello tsunami in arrivo, dello tsunami internazionale, e lo abbiamo già sentito. E ti dico, tu non puoi dire vabbè, è solo uno tsunami di antisemitismo e significa che tutto il mondo odia gli ebrei. No, questo non è il modo migliore per gestire questa accusa. Tu devi capire che c'è un problema e, per esempio, quando l'Australia non ha dato il permesso a uno dei parlamentari della Knesset, il Parlamento di Israele, Simcha Rothman, di entrare in Australia, non l'ha fatto perché è ebreo, ma per una serie di problemi politici. E dobbiamo comprendere che questo avviene per questo motivo. E ancora una volta si torna al fatto che questa guerra non ha in realtà uno scopo preciso, per cui tu non puoi spiegare alla gente in Israele quale sia l'obiettivo della guerra, ma non lo puoi spiegare nemmeno al mondo. E sfortunatamente questo porta a una
serie di problemi. Andiamo con il video. Vai pure, Natalia. I'm for your kindness. What about the new colonies which are going to be set in Cisjordania? What's happening? Is it a way to destroy the idea of a Palestinian state? What do you think about the recognition of a Palestinian state from the other countries of the world? You mean, Antonio, also the announcements of Smotrich, for example, Yeah. about annexation of and projects that are being Yeah. promoted in E1. E1 Hill, yeah. Yeah, first of all, it's really amazing that, it's almost a kind of a personal project of Smotrich, the head of the religious Zionism. But it seems that although he's a minority, and according to all the polls, he's not going to be a member of the Knesset, of the next Knesset. Right now, this is the formal policy of all the government, and Netanyahu said nothing about it. And it's really, first of all, of course, it increased the possibility that we will face enormous tsunami. But there is something deeper, and I'm always trying to explain that to the Israeli public, Antonio. Smotrich really wants to promote the idea of one state, not two states, one state between the river and the sea, one state with no borders, with a kind of melting between Palestinians and Israeli and Jews. And he says, yeah, it will be utopic scenario, and we will live in Eretz Israel Shlema, one state between the river and the sea. Everything will be okay. We will push the Palestinians out of here, and it will be perfect. And I think that it's going to be like Bosnia. It's going to be like a Balkan style hell here. And I urge the Israelis to understand that if we will annex more and more territories, and if we will melt the West Bank in Israel, we will find ourselves in a kind of South Africa, with two kinds of citizenships. So I really hope that the next elections, and I don't know when they will be. Stop. Natalia, vai pure con la pausa, poi riprendiamo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Antonino, a te la linea. Allora, Natalia, vai fino alla fine del video, tanto ormai mancava poco, e poi possiamo leggervi la traduzione finale e poi andiamo avanti. Vai pure, Natalia. These elections, we will ask ourselves in a very dramatic manner, what kind of Israel do we want? So, what does it mean right now, Am Israel Chai? What does it mean for you? Yeah, I prefer, let's call that Israel with less territories and with border between us and the Palestinians, and not a kind of a bio-national state, because this is the nightmare of the Zionist project. It's really a threat for the Zionist project. And of course, most of the people from the right wing, and mainly the religious Zionism, they say no, this is
territories that were given to the people of Israel by God, and we cannot give up on them. By the way, we need also to stay in Gaza. We need to reestablish the settlements in Gaza. We must not leave Gaza. And I say, let's be realistic. Illusions, fantasies, dreams, it's okay, but let's be realistic. Do we want to be the masters, to take control over 5 million Palestinians, 2 million in Gaza and 3 million in the West Bank, with no rights, with no citizenship? Do we want to give them citizenship so there will be a kind of, half Jews and half Arabs between the river and the sea? It's really a disaster. And unfortunately, right now, and it brings us back also to the question of Gaza, we need to understand that we need to prefer the least worst alternative and not to elaborate once again all the hollow slogans about the future of Israel. Let's hope it's a better future for all of us and for Israel and Gaza. Thank you, Dr. Milstein. Thank you for having me, Antonio. Antonino, a te la linea. Ecco fatta, abbiamo finito. Allora vi leggo la parte finale, la domanda finale che io avevo posto al professor Michael Milstein, eccolo qui. Dov'è? Ecco. L'ultima domanda, e la ringrazio per il suo tempo e per la sua cortesia. Riguardo alle nuove colonie che vengono costruite in Cisgiordania, che cosa sta succedendo? È un modo per distruggere l'idea di uno Stato palestinese? Che cosa ne pensa del riconoscimento di uno Stato palestinese da parte degli altri paesi del mondo? Dice, tu ti riferisci all'annuncio di Smotrich a proposito dello sviluppo di un progetto sulla collina E1, esattamente. Guarda, mi risponde Milstein, prima di tutto è davvero stupefacente che si tratti, è quasi tutto un progetto sviluppato da Smotrich, che è il capo del sionismo religioso, ma sembra che sebbene lui faccia parte di una minoranza e secondo i sondaggi addirittura non sarà rieletto nella prossima Knesset, questo in questo momento però è la politica formale del governo e Netanyahu non ha detto assolutamente niente a proposito di questo. Quindi anche se questo sa che se lo trombano alle prossime elezioni, va avanti con sta roba suicida. Continua Milstein. E prima di tutto questo aumenta la possibilità che noi ci troviamo davanti a uno tsunami enorme di antisemitismo e molto altro, ma c'è qualcosa di più profondo. E sto sempre cercando di spiegare questo all'opinione pubblica israeliana, Antonino. Smotrich vuole davvero promuovere l'idea di un unico Stato, uno solo, non due Stati, uno Stato tra il Giordano e il mare Mediterraneo, uno Stato senza confini, con una sorta di commistione tra palestinesi, israeliani ed ebrei. E questo, lui dice, sarà uno scenario utopico, e vivremo tutti nell'Eretz Israel Ashlema, nella grande Israele, un unico Stato tra il Giordano e il Mediterraneo, tutto andrà bene, noi cacceremo i palestinesi da qui e staremo in paradiso. E penso che questo invece porterà a uno scenario come la Bosnia, come i Balcani, come è stato l'inferno balcanico che si replicherà qui. E inoltre invito gli israeliani a capire che se noi annetteremo sempre più territori e se naturalmente uniremo la Cisgiordania a Israele, noi ci troveremo in una specie di Sudafrica con due tipi di cittadinanze. Per cui spero davvero che alle prossime elezioni, non so quando saranno, ci chiederemo in maniera molto drammatica che tipo di Israele vogliamo. Che cosa significa in questo momento per te Israele? Chiamiamolo Israele con meno territori e con dei confini tra noi e i palestinesi, e non una specie di Stato dentro tutti, perché questo è l'incubo del progetto sionista. È davvero una minaccia per il progetto sionista e molte delle persone a destra e principalmente i sionisti della destra religiosa dicono no, questi sono territori che ci sono stati dati a noi in quanto popolo di Israele da Dio
e non possiamo cederli. Ma in ogni modo noi dobbiamo addirittura starcene pure a Gaza, dobbiamo ricostruire gli insediamenti a Gaza, non dobbiamo lasciare Gaza. E allora io rispondo loro: sentite, cerchiamo di essere realisti. Illusioni, fantasie, sogni sono tutte bellissime, ma dobbiamo essere realisti. Vogliamo essere alla guida, prendere il controllo su 5 milioni di palestinesi, 2 milioni di Gazawi, 3 milioni di abitanti della Cisgiordania senza diritti e senza cittadinanza? Gli vogliamo dare la cittadinanza e così ci saranno metà ebrei e metà arabi tra il Giordano e il Mar Mediterraneo? Sarebbe davvero un disastro. E sfortunatamente, proprio adesso, e questo ci riporta alla domanda di Gaza, dobbiamo capire che dobbiamo preferire l'alternativa, che è il male minore, e non costruire ancora una volta tutti questi slogan vuoti sul futuro di Israele. E allora io gli ho risposto: speriamo che possa essere un futuro migliore per noi, per Israele e per Gaza. Grazie, dottor Milstein, grazie per avermi ospitato, Antonino. Questo è quanto. Io sì, è stata un'intervista un po' lunga in effetti, però io vi ringrazio per la pazienza, ma adesso, Natalia, cerchiamo di essere presidenziali. Hail to the Chief, la banda dei Marines, prego. A te la linea, Antonino. Grazie. Natalia, ti sei impettita anche tu qua con Hail to the Chief? Io mi sono impettito panza in fuori, soprattutto perché io panza in dentro, petto in fuori non ce la faccio per adesso, per cui scherzi a parte, tutti impettiti. Perché questo è l'inno presidenziale degli Stati Uniti d'America. Hail to the Chief, eseguito dalla banda dei Marine degli Stati Uniti. Perché? Perché adesso io ho il piacere di avere come ospite Franco Bechis, direttore di Open, e parliamo con lui del suo ultimo libro, che vedrete anche sullo schermo, edito da Anni Luce, J.D. Vance, il vice sceriffo, l'incantatore della destra di Trump, un libro che ha anche la prefazione di Enrico Mentana. Io vi ringrazio per il vostro tempo, vi prego di ascoltare questa riflessione con Franco Bechis, dopodiché alla fine ci saluteremo con Fausto Papetti, Angela del 1976. Noi torneremo lunedì alle 8:30, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, con la rassegna stampa, e poi alle 12 con Capitaneria di Porto. Grazie a tutti, buon ascolto del colloquio con Franco Bechis e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Allora, io ho il piacere di avere oggi come gradito ospite qui a Capitaneria di Porto Franco Bechis, che è il direttore di Open, è un giornalista ovviamente di vaglia con un prestigioso curriculum e soprattutto è di recente autore di questo libro molto interessante che riguarda tutti noi, J.D. Vance, il vice sceriffo, l'incantatore della destra di Trump, pubblicato da Anni Luce un paio di mesi fa. È un libro molto interessante perché, intanto, grazie per il suo tempo, direttore, grazie per la sua cortesia. È un libro molto interessante perché si scopre e si conosce meglio uno che nel classico ruolo da vicepresidente degli Stati Uniti, quindi figura sostanzialmente evanescente,
penso anche al precedente vicepresidente di Trump, cioè Pence, uno che non ha contato niente fino a quando poi il 6 gennaio del 21 non ha voluto convalidare le pretese di Trump di definire truccata l'elezione di Joe Biden. Ecco, è uno che al suo posto non ci vuole stare e a cui, almeno per adesso, mi pare di capire, Trump lasci anche un pochettino lenta la catena, perché in un certo senso certe volte giocano anche al poliziotto buono e poliziotto cattivo, come è stato col malcapitato Zelensky 6 mesi fa, in cui veramente sono stati poliziotti cattivi tutti e due, e pochi giorni fa invece Vance è stato zitto e muto e Trump ha fatto grandi sorrisi, grandi accoglienze, grandi profferte di amicizia. Direttore, ma quanto è importante seguire una figura come Vance, soprattutto non tanto per il futuro della destra americana, quanto a mio avviso per il futuro del mondo? Giusto ieri lo stesso Musk, trapelato dal Wall Street Journal, ha detto: guardate cari amici investitori, io il partito America Party per adesso non lo faccio, la mia idea è puntare per il 28 su Vance perché potrebbe essere lui il successore di Trump. Quindi il ragazzo si sta facendo e si farà ancora, non male per uno che è partito dagli illibilli buzzurri delle montagne. Sì, diciamo, la storia di J.D. Vance è veramente la storia di una carriera folgorante, anche perché insomma è un uomo di 40 anni che si trova sulla seconda posizione in cima al potere del mondo. Quindi sì, non è atipica anche per quello, è entrato in politica abbastanza tardi, cioè abbastanza recentemente rispetto alla sua carriera, ha fatto in fondo 2 anni e poco più da senatore e poi è stato scelto come vicepresidente da Trump. È vero che è un vicepresidente atipico rispetto al ruolo in ombra che hanno avuto quasi tutti i vicepresidenti nella storia recente americana. Anche Kamala Harris, se non si fosse candidata per perdere le elezioni contro il Trump bis, non avremmo nemmeno saputo della sua esistenza. Già. Perché è scomparsa totalmente nei 4 anni di presidenza di Biden, pur avendo un presidente un po' in difficoltà fisica e mentale, quindi diciamo non ha... Apprezzo non ha la praticamente... delicatezza di quell'un po'. sì. Sì, comunque diciamo c'era anche motivo per cui il vicepresidente entrasse un po' più in prima linea, ma non è accaduto nemmeno in un caso così diverso dagli altri. Nel caso di J.D. Vance è vero, c'è un po' di briglia sciolta da parte di Donald Trump. Non è entrato mai in rotta di collisione con lui, pur avendolo criticato in passato, quindi diciamo la sorpresa della scelta di lui vicepresidente veniva più che altro da quello, perché è stato anche critico, ma non nei 2 anni da senatore, dove anzi ha costruito gran parte dei temi che poi oggi vediamo nella presidenza Trump, dai dazi alla guerra in Ucraina a punti di riferimenti, diciamo, di quel popolo MAGA che poi ha costruito il successo di Trump. Forse dopo l'episodio ricordato di Zelensky è stato un pochino più dietro le quinte, ma non troppo, sì. È molto prudente, quindi evita di mettersi in qualsiasi modo di irritare il presidente degli Stati Uniti, che ha un carattere non facile, come si capisce. Musk ne sa direi qualcosa. Che sta giocando, ma sta giocando molto bene la sua partita. Certo, tutto dipende dal successo di Trump, perché se Trump ha successo è una buona candidatura quella alle presidenziali del 2028. Se Trump dovesse andare male, la scommessa di Trump, che è una scommessa ad esempio sui dazi abbastanza di medio-lungo orizzonte, non dovesse funzionare o provocasse
problemi all'economia americana invece di dare vantaggio, certo la scorsa sarebbe molto in salita anche per J.D. Vance. In qualche modo lui è legato al destino della presidenza Trump, però per ora sta giocandosi molto bene quella partita. Direttore, però leggendo il suo libro, l'impressione che almeno io ne ho tratto è che l'individuo intanto ha una forte capacità di manovra, molto forte, è un uomo molto scaltro che soprattutto ha i tempi. Forse mi sto esprimendo in maniera un pochettino ellittica, cioè lui è capace di valutare, di anticipare le mosse degli altri o comunque valutare l'evoluzione della situazione. Lo trovo molto scacchista sotto questo profilo e proprio riflettendo sul modo in cui lui ha cambiato idea sulla figura di Trump, perché in origine appunto ne diceva peste e corna, nel libro vengono riferite anche, si accenna a delle conversazioni su WhatsApp di lui con una sua amica trans in cui le diceva di tutti i colori su Trump e sul suo conto. Ecco, poi però diventa l'uomo maga, diventa l'uomo che diventa, diciamo, si porta quasi naturaliter, come a dire, guardate che adesso posso essere io il successore di Donald. Al tempo stesso, però, proprio per questa capacità di incantare la destra americana, l'idea che mi sono fatto di lui è che lui in fondo si comporti un po' come diceva la buonanima di Enrico Mattei sui partiti. Cioè dice, per me è un tassì, io salgo, faccio la corsa, pago e scendo. Non è che Vance sostanzialmente si sta servendo dei MAGA e del trumpismo per fare la sua corsa politica e quando sarà il momento scenderà al 1600 di Pennsylvania Avenue? Glielo chiedo perché soprattutto queste vacanze inglesi di Vance quest'estate, il fatto che lui per esempio sia stato a prendere il tè con i conservatori, ha incontrato Farage già a colazione, ha parlato, poi ha fatto questa strana grigliata, hanno scritto i giornali inglesi, professor James Orr, che è un filosofo delle religioni di Cambridge, che 2 anni fa si è segnalato per un discorso su fede, famiglia, bandiera e libertà, quindi tutta roba che a lui va benissimo. Il deputato conservatore Danny Kruger, che è il ministro ombra del lavoro e delle pensioni, e poi questo trader che però è sotto inchiesta per ricettazione e che va anche a Ballando con le Stelle, tale Thomas Bosch Skinner, li ha invitati autonomamente di sua iniziativa per questa grigliata. Mi pare che lui comunque si stia facendo una bella rete di amici al di là del semplice datore di lavoro. Sì, questo sì, ma d'altra parte se uno deve costruire, e finora J.D. Vance ha mostrato di saper costruire una carriera politica e anzi di ambire a arrivare dove potrebbe arrivare nel 2028, cioè alla corsa presidenziale degli Stati Uniti, deve avere anche una rete di rapporti internazionali. Però quindi questo non mi stupisce che cerca di costruirle. Poi J.D. Vance ha dentro la sua storia più storie, tutti l'abbiamo conosciuto all'inizio per essere questo ragazzo divenuto con la sua autobiografia, uno scrittore molto coccolato e apprezzato dagli ambienti liberal, poi da lì è diventato un protagonista della nuova Silicon Valley, quella che si distanziava e si separava dai protagonisti tradizionali dei primi anni della Silicon Valley, legato a Peter Thiel e anche allo stesso Elon Musk, come fosse un protagonista dell'anti-Silicon Valley. Ecco. Però ha esperienza di finanza, esperienza di criptovalute, ha mezza storia di finanziere, mezza di scrittore alla page e una parte, e l'ultima parte della storia come protagonista del popolo MAGA e dei conservatori. Un po' dà l'impressione
di posizionarsi dove gli è più utile in quel momento, nel senso che sa cogliere dove il vento lo può aiutare a crescere rapidamente. Poi è diverso da tanti altri, ha un peso notevole anche la storia della sua conversione al cattolicesimo, che è una storia dove lui è ancora abbastanza neofita, e ha una conversione strana, perché è una conversione intellettuale di fatto, no? È vero che ha avuto un padre domenicano che l'ha assistito, ma l'ha assistito proponendogli buone letture, quindi si è di fatto convertito nei libri più che nell'incontro con altri cattolici che l'abbiano colpito, e si è entrato a far parte di una comunità. Non è accaduto così, ed è abbastanza tipico anche nella storia delle conversioni. Ecco, appunto, mi permetto di interloquire qui sulla conversione. Il padre domenicano mi è tornata alla mente, mentre leggevo il libro, una barzelletta che raccontano i gesuiti. I gesuiti dicono che se in una casa si fulmina una lampadina, i francescani passano la nottata a suonare, a schitarrare, pregando sorelle elettricità di riaccendere la luce. I domenicani fanno un'inchiesta, trovano il colpevole e bruciano la lampadina. I gesuiti invece ne bastano solo 2 per cambiare la lampadina, uno che telefona all'elettricista, l'altro che prepara il whisky per quando arriverà. E allora io penso anche alla figura di Vance. Secondo me non poteva non convertirsi con un domenicano, per il semplice e banale motivo che l'uomo è in sé, e forse questo nasce come reazione al fatto di essere cresciuto in una famiglia scordinata, una famiglia nella quale sostanzialmente chi l'ha cresciuta è stata sua nonna, in cui la madre entrava e usciva dal rehab, la riabilitazione per le droghe e così via. Cioè l'idea di una, come potrei dire, certezza di ragionamento, sicurezza, rigidità, regole ben precise, ben chiare, sia a livello di condotta, diciamo così, morale, che a livello di condotta politica. Può avere avuto anche questo un peso sulla figura di Vance? Ma certamente tutto può aver avuto un peso, è evidente che ha avuto un peso la sua storia anche per i temi che poi lui ha cavalcato. È anche una storia dell'America che veniva poco raccontata, quella dell'America profonda, e che in parte coincideva con quella cavalcata all'inizio, cioè della sua prima corsa elettorale da Donald Trump, e che qui veniva capita poco, ma insomma dagli americani sì. Quindi ha alcune radicalizzazioni che poi non credo che sia lì pronto a bruciare la lampadina. Diciamo, è anche un pragmatico, non apre processi, poi dovrà fare i conti con il fatto che non hanno una storia esemplare i presidenti degli Stati Uniti cattolici, di solito sono quelli che hanno fatto più pasticci in giro per il mondo. Comunque, quindi diciamo c'è da dare un segno di diversità anche in quello. Però la sua radicalizzazione su alcuni argomenti viene indubbiamente dalla storia vissuta, che è certamente stata una storia difficile. Dal punto di vista religioso però aveva sta nonna che era terribile per certi versi, e che però gli ha dato in fondo un'educazione religiosa a modo suo. C'è l'episodio che lui racconta nella sua autobiografia di quando la nonna imbocca come un po' la moda di quest'estate l'autostrada contromano, e lui ha paura giustamente, e lei dice: non ti preoccupare, se Dio è con noi non ci succederà niente, che è diciamo una forma di religiosità un po' primitiva e superstiziosa, che però poi lei tra una bestemmia e l'altra riconosceva in qualche modo, perché tra i pochi risparmi che non ha dato al nipote per farlo studiare li ha dati alla Chiesa, riconoscendo poi che faceva comunque del bene, aiutava, era una Chiesa protestante, non cattolica,
della sua paese natio nel Kentucky, quindi diciamo c'è una storia, un'educazione certamente difficile quella che ha ricevuto lui, si è scontrato con una storia di deindustrializzazione del loro posto, di tutto quello che poi si incrocia oggi nei grandi temi della presidenza Trump. La sua storia è la storia di un gruppo di persone, montagnini, che sono emigrati nell'Ohio per andare in una città dove apriva una grande acciaieria e dava lavoro a tutti, ed era un'acciaieria che faceva un po' la madre della comunità, pensava a tutto, Sì. pensava al welfare, al tempo libero, un po' la storia iniziale della Fiat a Torino, ecco, per Sì, intenderci. la feroce. Sì, no. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sempre più liberi, con la tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Come la No, chiamava? era tutto, però poi quell'azienda lì comincia a aver problemi perché arrivano gli asiatici, non i cinesi, ma i giapponesi, che ne acquistano una quota e cambiano totalmente il volto di quella comunità, perché cominciano a chiudere tutti quelli strumenti di welfare, di tempo libero che davano anche un senso a quella comunità, cominciano a ridurre il lavoro, a delocalizzare in altre parti, e quindi quello per lui è il problema dell'America che ha vissuto nella sua vita, e diventerà poi un tema politico che lo porta vicino a Trump. Quindi diciamo in parte è da scoprire J.D. Vance, ma in parte è molto scritto nella sua biografia, quindi si può capire anche dove andrà. Poi ovviamente l'esperienza lo rende più pratico e pragmatico. Direttore, c'è un papa americano in questo momento, che è un agostiniano, che è anche un peroviano, che è stato missionario, con cui Vance tra l'altro aveva litigato via X, l'ex Twitter, prima che Leone XIV scendesse al soglio. I due poi si sono visti, hanno avuto il loro colloquio, eccetera, eccetera, eccetera. In questo momento può essere lui l'uomo comunque in grado di rappresentare un collegamento tra la Casa Bianca e il Vaticano, o è una cosa forse più nelle corde di Marco Rubio, il segretario di Stato? Bah, questo può essere lui, può essere anche che poi il Papa parli con Trump direttamente. Quello, diciamo, non c'è un'ostilità da parte di Leone XIV sulla persona, come evidentemente aveva Francesco. Però ricordo anche che, pur essendoci contrasti evidenti, il più grande è sui temi dell'immigrazione, con i vertici della Chiesa Cattolica, Vance, che è uno pragmatico, dice: io faccio questa scelta, poi mi rendo conto che la Chiesa è su un'altra strada, ed è stato in qualche modo significativo quel incontro con i gruppi cattolici che lui ha fatto a febbraio, quindi quando era già vicepresidenza, dove si sono alzate delle voci, o forse degli slogan anche critici nei confronti di Francesco, che certo non era un amico No. della nuova Casa Bianca, e lui però ha detto: no, quello è comunque il Papa, si rispetta. Io tutte le sere prego per la salute di Francesco con la mia famiglia. Poi quelle preghiere non so che scopo avessero avuto, perché poi non è stato proprio augurale poi finalmente l'incontro con Francesco. È un po' come la famosa messa pro o contro di Fantozzi. Ecco, sì, io non so cosa ci fosse in quelle preghiere. Nemmeno fatto sta io. che poi
una volta incontratelo gli ha dato il colpo di grazia, direi una cosa No, che è passibile di querela, però certo fa una certa impressione che sì. Francesco, che tanto poco amava questi personaggi, poi l'ultimo che ha visto in vita è stato proprio J.D. Vance. Direttore, visto che l'abbiamo nominato, Marco Rubio, figlio di esuli cubani, anche lui una storia un po' alla Vance, non tanto per la famiglia quanto per le difficoltà economiche che la famiglia ha dovuto superare perché lui potesse studiare, eccetera, eccetera, eccetera. I due si conoscono da quando erano in questo think tank conservatore di Heritage Foundation, e Vance ha anche detto che lo ritiene l'unico amico vero che ha trovato dentro l'amministrazione Trump. Dopodiché arriviamo all'anno 2028. Chi dei due fa il presidente? Ma secondo me è molto più attrezzato e scafato J.D. Vance di Rubio, che mi sembra ancora un pochino alle prime armi dal punto di vista politico. Anche lui è diventato, diciamo, senatore, è entrato in politica anche prima di J.D. Vance, ma non mi sembra così attrezzato come lui, e forse nemmeno così spregiudicato. Ha avuto un'esperienza anche nella prima presidenza di Trump. Nel Certo. senso che però diciamo si era creato poi un nome per la vicenda delle sanzioni alla Cina e la reazione cinese che aveva sanzionato, aveva minacciato ritorsioni proprio contro due senatori repubblicani, uno era lui e l'altro era Ted Cruz. Però se devo fare una scommessa sui due, certamente J.D. Vance. Direttore, allora, per concludere, l'amministrazione Trump in questo momento sta cercando di giocare una partita alla quale probabilmente Trump assegna anche la corona della gloria, quello che dovrebbe proiettarlo verso, almeno nelle sue intenzioni, verso il premio Nobel per la pace, e cioè la fine della guerra in Ucraina. Vance può avere un ruolo in questa vicenda anche guardando al potenziale trilaterale, o è meglio che continua per adesso a volare basso perché non si sa mai e il rischio di brutte figure è molto alto? Secondo me è meglio che continui per lui a volare basso, perché questa è una partita che si sta giocando evidentemente Trump e che ha tutti i suoi rischi, perché è vero che siamo a un passo positivo che non si era mai visto, ma che questo passo poi produca qualcosa di certo, al di là del premio Nobel per la pace, che tanto non daranno mai i giurati di Oslo a Donald Trump. L'hanno dato a personaggi di cui tutti possiamo discutere, ma credo che Trump viaggi su un pregiudizio negativo internazionale che tanto non si supera, quindi non accadrà mai. Però al di là di quello è certamente una partita rischiosa. Il tema, poi dobbiamo anche tenere presente una cosa, ha molto rilievo internazionale, può aver rilievo personale per la gloria di Trump, ma non ha un impatto così alto sugli elettori americani, su cui veramente l'unico tema era, diciamo, non svenarsi per una guerra dal punto di vista finanziario, per una guerra che era così lontana dai loro confini e dai loro interessi. Non siamo più nell'epoca della guerra fredda, dove anche, diciamo, un tema ideologico c'era. L'elettorato americano è un po' diciamo, attratto e interessato soprattutto dai fatti di casa sua. Quindi su quell'elettorato lì può valer di più quel che è accaduto con i dazi piuttosto che gli sforzi diplomatici per la guerra in Ucraina, di cui importa solo da quel punto di vista lì. E allora avremo modo di continuare a raccontare le gesta di J.D. Vance. Io ringrazio
il direttore di Open Franco Bechis. Vi ricordo il suo libro, Franco Bechis, con prefazione di Enrico Mentana, J.D. Vance, il vice sceriffo, l'incantatore della destra di Trump per anni luce. Direttore, grazie. Grazie e buona giornata a tutti.